Allora, oggi ti presento questo software che io uso per comprimere i video. Volevo fare una cosa carina perché potevo fare il video della schermata, registrarci l'audio bene, ma cosa è successo? Salendo in camper avevo il microfonino in tasca, no? Che dovevo portarlo da casa qua. Mi è caduto, non me ne sono accorto, è passato il mio suino e l'ho sbriciolato, no? Allora, iniziamo adesso, ti faccio vedere. Il programma si chiama Handbrake. Poi ti metto il link del download così lo trovi facilmente. Cosa succede? Io ti faccio vedere le impostazioni che uso io, poi a te la libera scelta. Una volta aperto, seleziono file. Io mi sono preso adesso un video, questo è di 105 mega. Lui sta 2 secondi qui a scannerizzarlo. Come impostazione io ho selezionato il fast 1080p 30 che sabri i fotogrammi al secondo. Clicco su web optimized, non so cos'è, però vedo che mi viene sempre bene, e il resto lo lascio lì così com'è. Premo start encode. Giustamente lui ti dice seleziona una destinazione dove vuoi salvare il nuovo video, allora vado qui e gli do lo stesso percorso e cambio il nome, lo chiamiamo video compresso e gli do start e lui qui ci mette neanche tanto. Tieni conto che stiamo usando un file da 105 mega, di solito i video che faccio io siamo dal giga e 2 ai 2 giga originali, ancora da comprimere. Ok, ha finito, andiamo a vedere video compresso, proprietà, da 105 mega siamo arrivati, scusami, a 10 mega. 10,7 mega e la qualità è praticamente la stessa. Questo è il compresso e adesso apro l'originale. Questo è l'originale. Piccola modifica. Sembra bene, no?